La politica oggi a Trieste è partita, la serie di incontri in regione del Movimento 5 Stelle, incontri che avvengono anche in altre 100 città italiane. L'obiettivo è ascoltare il territorio e elaborare una piattaforma per le prossime elezioni politiche. Antonio Cagliazza. Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi 5 anni per migliorare concretamente la vita degli italiani? Il Movimento 5 Stelle parte in direzione delle politiche dell'anno prossimo e lo fa con un esperimento di democrazia partecipativa esteso per la prima volta a tutta Italia. A Trieste oggi, domani a Udine, Pordenone e San Canzian e contemporaneamente in tutta Italia con 16.000 partecipanti si elabora la base di una piattaforma programmatica. Non è il programma del Movimento 5 Stelle, il logo non compare mai, è una forma di ascolto della società. I partecipanti sono stati invitati e individuati fra persone del mondo progressista, non sono solo attivisti, simpatizzanti o elettori pentastellati. Si individuano temi e problemi da sviluppare in gruppi di lavoro, servizi per bambini e anziani, sistema assicurativo, legge elettorale, evasione fiscale, accessibilità, regolamentazione della cannabis, scuola e ricerca sono stati i primi. Quanto arriverà da tutta Italia diventerà un'agenda da sottoporre ai partner del centro-sinistra. A Trieste anche il vicepresidente del movimento, Stefano Patuanelli, definisce buono lo stato di salute del campo largo, in cui cita PD e AVS, ma non cede rispetto alla richiesta di primarie. Il programma viene prima ed è quello che stiamo facendo adesso. A settembre lo costruiremo assieme agli alleati e poi si sceglierà chi sarà la guida di questa coalizione. Credo che le primarie siano lo strumento migliore per farlo. Poi c'è l'Ucraina, che non è proprio un argomento secondario a dividervi. Non è secondario, ma io non vedo questa divisione così grande, soprattutto con il vertice del Partito Democratico. Io credo che Elly Schlein la pensi veramente come il Movimento 5 Stelle, forse non sempre può dirlo.